Il più cordiale saluto amici della Wii Sport per la 19ª giornata del campionato di eccellenza. Il girone B dallo stadio regionale Sito in Giarre vede la sfida tra il Giarre Calcio 1946 e il Città di Messina. Da una parte i ragazzi di Giuseppe Mascara che vengono da 7 vittorie consecutive e l'ultima confezionata contro il Paternò all'ultimo minuto grazie alla rete del bomber Carbonaro. Affrontano dall'altra parte i ragazzi del Città di Messina di Mister Furnari, anch'essi vincenti nell'ultimo turno per 2-1 contro il Catania San Pio. Sono 8 i successi consecutivi per i giallorossi. Andiamo ad analizzare i 22 che scenderanno in campo partendo dai padroni di casa che schierano Colonna, Curcuruto, Danna, Julian, D'Arrigo, Miano, Messina, Marrone, Carbonaro, Compagno, Caputa. Dall'altra parte il Città di Messina risponde con gli stessi 11 che hanno battuto Caltagirone e San Pio. In porta Paterniti, in difesa Salvatore Leo, Filistad de Bombara, sugli esterni a centrocampo Fragapane e Davide Leo, sulla mediana Cardia, Silvestri e Costa, in avanti lo giudice Codagnone. Siamo partiti con il film del primo tempo che vedrà attaccare da sinistra verso destra in maglia giallo-blu i Giarre, da destra verso sinistra in maglia bianca inserti giallo-rossi il Città di Messina. Subito Costa a mettere sulla sinistra per Fragapane che salta di netto con uno scatto un avversario incontenibile, il numero 3 del Città di Messina che salta nuovamente un difensore del Giarre al limite dell'area, viene steso così, non c'è nulla per il direttore di gara, ma subito una grande intuizione sulla fascia da parte di Fragapane, prova a reagire dall'altra parte il Giarre, calcio di punizione, il pallone finisce in area di rigore, girata acrobatica da parte di Compagno che però manda il pallone alto. Città di Messina che adesso si rivede in area di rigore con Bombara che cerca lo giudice, il pallone viene allontanato dalla difesa del Giarre sui piedi di Costa che ci prova con il destro, pallone tra le braccia di Colonna. Il Città di Messina è padrone del campo, qui lo giudice va a dare per Cardia, sventagliata sulla sinistra dove c'è Fragapane, stop, controllo, si porta il pallone sul mancino, mette in mezzo, arriva Codagnone e trova il gol del vantaggio. Il Città di Messina al minuto 15 si porta avanti al regionale di Giarre grazie al secondo gol stagionale di Codagnone, il secondo in trasferta, il secondo consecutivo su assist di un immenso Alessandro Fragapane. Adesso il Città di Messina si riporta a +6 sulla coppia Biancavilla Sant'Agata. Festeggiamenti in panchina tra Princi e Codagnone, poi viene ammonito lo giudice, episodio chiave, vedremo anche il perché poco dopo. Nel frattempo il Giarre prova a riversarsi in avanti, qui è bravissimo Salvatore Leo a chiudere in calcio d'angolo per evitare guai peggiori alla porta di Paterniti. Adesso lo giudice dall'altra parte, azione fotocopia per l'1-0, Davide Leo riceve il pallone sull'out di destra, mette il pallone dentro, ancora Codagnone, stavolta non la schiaccia e manda il pallone alto, buona occasione per il raddoppio, ancora pericolosissimo, in area di rigore Alessandro Codagnone guarda nervosamente la partita, Mister Furnari oggi squalificato. Il Giarre si ripresenta in avanti con Carbonaro che ci prova con questo tiro di controbalzo, il pallone però va al lato. Le sfuriate offensive vengono controllate bene dal Città di Messina che effettua il primo cambio, infatti si fa male Codagnone ed entra Rasà al primo pallone toccato dal numero 18. Assist per lo giudice, arriva il fischio del direttore di gara per fuorigioco, lo giudice conclude lo stesso e arriva il secondo giallo. È rosso, il Città di Messina resta in 10 per l'espulsione abbastanza ingenua di Damiano lo giudice. Finirà così il primo tempo, infatti fischia 2 volte il direttore di gara Franzò di Siracusa per mandare le due squadre a riposo. Poco prima però, episodio dubbio in area di rigore, infatti Salvatore Leo stende così Carbonaro, per il direttore di gara non c'è nulla. Come detto finirà il primo tempo, il risultato vede per 1-0 il Città di Messina condurre sul Giarre grazie alla rete segnata al minuto 15 da Codagnone. Grande prova fino a questo momento del Città di Messina, nella seconda frazione subito avanti il Giarre, resta in area di rigore per terra Filistad, viene steso così buon compagno da Fragapane, per il direttore di gara non c'è nulla e addirittura va ad ammonire il numero 10 di Mister Mascara per simulazione. Giarre che ci riprova nuovamente con il calcio di punizione di Julian, il pallone dentro per il colpo di testa da parte di Petrullo, il neo entrato manda alto da buona posizione, ancora cambia il Città di Messina, entra Di Stefano per Davide Leo, il classe 99 fa il suo ingresso in campo, sull'out di destra Salvatore Leo recupera il pallone, va a saltare un primo avversario, ne salta anche un secondo di netto, cerca di guadagnare il fondo, mette per Costa che ci prova con il destro, il pallone va di un soffio al lato della porta di Colonna, sfiora il 2-0 il Città di Messina con Giuseppe Costa. Oggi
per andare a valorizzare la sua prova. Servirebbe un altro video, amici della Wii Sport. Nel frattempo Alessandro entra in campo per Silvestri, il pallone lo prende sulla destra di Stefano che si mangia un avversario, entra in area di rigore, prova a mettere in mezzo, il pallone viene deviato in calcio d'angolo. Grande impatto per il classe 99 del Città di Messina e anche l'ultima emozione del tempo. Vincono i ragazzi di Mister Furnari che vanno a quota 47 punti in classifica, saldamente al primo posto a +6 su Biancavilla e Sant'Agata. Nella prossima sfida si torna al Garden per affrontare Ladrano. Si interrompe invece la striscia positiva del Giarre che nella prossima gara affronterà i rosolini. Amici della Wii Sport, il più cordiale saluto Antonio Caro e alla prossima.